Presidente Zaia, possiamo dire che per il nostro territorio questa è la notte prima degli esami? Direi di sì, e siamo anche emozionati e anche un po' preoccupati perché nonostante ci sia un parere positivo da parte di ICOMOS, quindi l'organo tecnico di UNESCO, noi alla fine affronteremo un'assemblea, un auditorium pieno che dovrà dire sì o no all'iscrizione del Prosecco. Per noi sarà una giornata storica domani, visto e considerato, soprattutto per me, me lo lasci dire, che ho presentato il dossier 10 anni fa. Quindi dopo 10 anni, peraltro rischia di essere anche il Golden Year quest'anno perché da un lato le Olimpiadi appena passate e avute come evento, dall'altro il patrimonio dell'umanità, incrociamo le dita, direi che un buon anno si può chiudere così. Qual è il punto forte del dossier che ci potrebbe far vincere? Ma guardi, nelle valutazioni, nel parere positivo si dice innanzitutto che è stato fatto un bel lavoro. Si va a tutelare, perché poi diciamolo ai cittadini, si va a tutelare come patrimonio dell'umanità quel contesto della quella quindicina di comuni che è un contesto particolare, il contesto delle cordonate, come vengono definite, dei ciglioni, quindi dei terrazzamenti erbosi e soprattutto del mosaico agrario, no? Se voi guardate dall'alto il territorio che verrà vincolato, è un territorio che ha un paesaggio unico, sembra quasi il Borneo, può sembrare il Laos, la Cambogia vista dall'alto, nel senso che le grandi lavorazioni, il mosaico di lavorazioni delle piccolissime e micro aziende agricole ha dato questa immagine unica, quindi iscriverlo come patrimonio umanità vuol dire che noi avremo l'obbligo, l'onore e anche ovviamente l'impegno di preservare questo patrimonio per l'umanità, per il futuro, e il mondo intero saprà che lì, in quella località, in quei 15 comuni, si potrà vedere una cosa unica a cielo aperto, ovvero le nostre colline del Prosecco.